Beh, sono contento di farvi vedere il nuovo impianto per la produzione di CSS. È un impianto nuovissimo perché l'autorizzazione l'abbiamo avuta a gennaio dell'anno scorso e ormai è in funzione da 6 mesi. È un impianto che prevede una triturazione primaria con un trituratore bialbero. A seguito della triturazione primaria il materiale triturato viene vagliato su un vaglio che è qui alle mie spalle, è un vaglio a tamburo rotante, e la parte pesante viene tolta dalla parte più leggera, che finisce poi in un raffinatore. Un raffinatore è un mulino molto veloce che riesce a sminuzzare la plastica, il materiale poi combustibile che andrà a formare il CSS in piccole parti della grandezza di circa 3 cm, e la parte più leggera viene separata ulteriormente da un separatore idraulico, un separatore che in pratica riesce a togliere la frazione più leggera per galleggiamento su un materassino d'aria. Il tutto ci permette di recuperare uno scarto che attualmente va in discarica o termovalorizzatore per portarlo a cementifici e impianti similari che lo recuperano in alternativa al polverino di carbone. Quindi è un recupero energetico a tutti gli effetti.